Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo a uno dei nostri giocatori chiave. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli è determinato a non perdere i suoi due migliori giocatori, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, nella stessa sessione di trasferimenti. Il club ha espresso chiaramente alla comitiva di Kvaratskhelia che il giocatore deve rimanere almeno un'altra stagione, ed è disposto a concedergli una sostanziosa rinnovo del contratto. La proposta del Napoli è stata consegnata all'agente del georgiano, Ugeli, già da qualche tempo. Il nuovo contratto prevedrebbe un'estensione fino al 2028, con un aumento dello stipendio da 1,5 a 4 milioni di euro più bonus, e l'inclusione di una clausola simile a quella di Osimhen. Tuttavia, Kvaratskhelia chiede 5 milioni di euro, e sembra molto probabile che il club possa aumentare la parte fissa del salario per avvicinarsi alle richieste del giocatore. Questa mossa dimostra l'impegno del Napoli a mantenere una squadra competitiva e a non perdere i suoi talenti più preziosi. La permanenza di Kvaratskhelia sarebbe cruciale per le ambizioni del club nella prossima stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa trattativa? Credete che il club riuscirà a trattenere Kvaratskhelia con questa nuova offerta? E quanto è importante per voi che il georgiano rimanga con noi? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!